Si inaugura nella sua cornice tradizionale la mostra delle ciliegie di Maser, che quest'anno arriva al suo 30° compleanno. Villa Barbaro, baciata dal sole, ha ospitato oggi però anche altri eventi inseriti nel contesto della celebrazione del prodotto. Nella prima parte della mattinata, infatti, dopo gli interventi dei rappresentanti di Proloco, amministrazione, proprietà della villa e il consigliere regionale Silvia Rizzotto per la regione, sono stati presentati i vincitori di 2 contest, uno dedicato al mondo dell'olio e l'altro alla fotografia della fioritura dei ciliegi. Abbiamo tante aspettative, nonostante l'annata sia cominciata non tanto bene a causa di gelate e grandinata. So che i produttori nel mese di giugno avranno le qualità proprie di mese di giugno, e so che tanti trevigiani e non solo stanno aspettando per venire ad assaggiare le nostre ciliegie. È un lavoro a più mani, è un lavoro che parte soprattutto dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Proloco, tra i vari produttori, non solo ciliegie, questo è il momento della ciliegia, ma non solo le ciliegie, le cantine, le PPL, gli olivicoltori, i ristoranti, una rete solidale per fare promozione del territorio, per aiutarci l'uno con l'altro, per promuovere un territorio che è ricco di bellezze, non ultima ma prima e davanti a tutto la Villa di Maser dove siamo, la sua proprietà, che è sempre generosa nel metterci a disposizione questa bellezza. Quindi tutti assieme per promuovere un turismo magari più lento, un turismo più consapevole, un turismo più bello.